questo proposito, cosa ne pensa delle prossime riaperture? Non dico altro, cosa ne pensa? Allora, le riaperture in questo caso sono necessarie perché abbiamo bisogno da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista emotivo, perché stando a contatto con le persone, vivendo la realtà, ci si rende conto che siamo arrivati proprio al limite. Ecco, bravissima, lei ha detto una cosa molto importante che sembra sfuggire ai rigoristi nazionali, soprattutto a certe persone che prendono decisori peraltro, stando vicino alle persone, cioè a chi vive la quotidianità, perché lei vive in un comune, si è occupata dell'amministrazione comunale per tanto tempo e si confronta tra l'altro con chi vive tutti i giorni la realtà e ha questa percezione, è molto importante. Però non va neanche negato il fatto che a fronte di aperture come posso dire, importanti, c'è il rischio che si diffonda il contagio, perché se noi andiamo a vedere cosa è successo in Sardegna, cosa è successo in Sardegna, noi da zona bianca siamo passati direttamente in zona rossa. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo in Germania, la Merkel aveva proposto nel periodo pasquale di chiudere in maniera rigorosa tutta, c'è stato un sollevamento popolare. Esattamente, una sommossa popolare per cui hanno tenuto aperto. Sta di fatto che oggi la Germania, anzi la Merkel, dice adesso chiudiamo e facciamo di testa mia. E sta chiudendo anche in questo caso un po' tutte le attività proprio per evitare che ci sia la diffusione del contagio in questa fase che è legata alle vaccinazioni. E se noi andiamo a vedere anche che cosa è successo fino all'altro giorno in Inghilterra, anche se erano arrivati a vaccinare quasi 30 milioni di abitanti, quindi la maggior parte della popolazione, con una dose per carità, ma numeri consistenti, hanno tenuto comunque le frontiere chiuse, tanto è vero che gli inglesi non possono uscire dal loro paese? E anzi veniva applicata, irrogata una sanzione pesante per tutti coloro che volevano uscire dai confini nazionali. Questo per dare l'idea che nonostante le vaccinazioni magari la situazione migliori un po', ci ritroviamo sempre a dover in qualche modo fare i conti con la realtà, per cui è un attimo che poi riprenda il contagio. È vero. Però ripeto, per la situazione che stiamo vivendo adesso possiamo ragionare, e mi sembra che il governo stia procedendo in questo senso, anche sulla scorta delle pressioni che vengono da parte delle regioni, ci sono delle aperture, possiamo dire ragionate, attente, cioè che tengono conto di una serie di elementi e che soprattutto danno alle persone delle regole da seguire. Allora, magari per entrare nei locali, per capire che distanze mantenere, ci saranno ancora delle regole da osservare. Pensare che sia dalla sera alla mattina tutto come prima, non ci sono le condizioni. Però l'altra cosa che mi lascia un po' perplessa è, ascoltando diverse persone, domandando, ma basta anche un po' un minimo di ragionevolezza. Vai in una pasticceria in certe giornate, il sabato e la domenica vengono ordinate torte incredibili, sai di ritrovi, vabbè, basta vivere, sai che ci sono ritrovi di qua, festicciola di là, casa dall'altra parte, eccetera. Quindi le persone, quello che non fanno al ristorante, lo fanno in modo ancora più indiscriminato nelle proprie case, ma in qualsiasi città, non in Veneto era soltanto, anche in altre città, in altre regioni eccetera, e quindi ancora peggio di prima. Quindi magari l'apertura di ristoranti controllandoli, perché bisogna sempre controllare, impedisce probabilmente questo tipo di situazioni. Cioè io ieri ho riscontrato gruppi, per l'ennesima volta peraltro, gruppi di anzianotti, una quindicina, sedicina, tutti radunati tra di loro con la mascherina a metà, cioè neanche coperta di mascherina, che chiacchieravano amabilmente, dove un tempo c'era un bar che ormai è chiuso, poveretto, strachiuso, ma loro si ritrovano sempre lì, non gliene frega niente, cioè, è pazzesco, perché c'è un'attrattiva tra le persone che anche se tu li chiudi, li segreghi, oppure si trova una casa di una persona nel giardino. Ma allora a quel punto non serve a niente. Cioè siamo arrivati al punto in cui le proibizioni non fanno altro che delocalizzare i punti di ritrovo in luoghi nascosti, no? Come avviene in certi regimi di certi paesi, no? Che fanno lo stesso ma lo fanno dentro le mura di casa, chiusi dentro. È anche vero che siamo tanto stanchi. Per quello dico, cioè abbiamo abbassato il limite ormai. Abbiamo, vuoi un po' per cultura, un po' per il nostro modo di essere, ci piace la convivialità. E noi ci siamo trovati da un momento all'altro a dover in qualche maniera interrompere le nostre relazioni, non avere più la possibilità di incontrare amici, conoscenti, parenti anche, non conviventi, c'era quindi l'impossibilità di avere l'opportunità di stare insieme. È passato più di un anno e noi stiamo risentendo
questa situazione di pesantezza anche emotiva, e lo vediamo anche dal punto di vista psicologico e psichico, e lo vedremo anche prossimamente, e sarà una questione sulla quale fare delle riflessioni serie anche per intervenire. Però di fatto, dando delle regole, è vero che poi magari c'è un po' una tendenza per esasperazione anche a non osservarle, però l'esempio che appunto ha fatto, le persone magari si ritrovano, ma sono fuori dal bar, quindi in un luogo esterno, non si ritrovano in un luogo interno. Invece quelli però nelle case, i pranzi domestici. Ecco, su quelli bisognerebbe ognuno, ed ecco che è un fatto anche di responsabilità personale. Che non c'è ancora, non è maturata questa responsabilità, cioè è ridotta a una certa fascia di persone, altre poi si lamentano di ammalarsi, però i contatti continuano ad averli, tra pochi intimi, tra mio fratello, i miei amici, eccetera, e finché non vi ammalate tutti quanti non ne viene a capo, cioè proprio una cosa. E la questione di fondo è proprio questa. Lo Stato deve provvedere, gli enti pubblici, le regioni devono provvedere con regole, però dall'altra parte non ci dobbiamo dimenticare che ognuno deve essere responsabile per sé e per gli altri, quindi ognuno deve fare la propria parte. Non è solo una questione che l'ente pubblico deve provvenire, anche... non la proibizione, uno dovrebbe avere la maturità, ormai ti avvicini, ti prendi il virus, rara che rischi fino all'intubamento, se non peggio. Può darsi che ti vada bene, può darsi no. Mal che vada, la massima punizione è già quella di starsene 20-30 giorni chiuso in casa, che secondo me deve essere una segregazione terrificante, anche se stai bene. Che poi io ho visto persone che hanno contratto il virus, che magari prima avevano un atteggiamento che era abbastanza così, esattamente, un po' sopra le righe anche. Una volta che hanno vissuto l'esperienza del ricovero e magari anche della terapia intensiva, sono completamente cambiate, anzi stanno promuovendo l'uso della mascherina e il fatto di rispettare le regole, perché deve essere talmente una situazione scioccante quella che si vive, per cui tu stai in uno stato che sei privato dell'aria, la cosiddetta fame d'aria, e hai la consapevolezza che potresti anche morire. Io penso che l'ansia e l'angoscia che vive una persona che magari viene anche intubata o appunto vive in uno stato di coscienza, deve essere una cosa che poi resta, cioè lascia il segno a livello emotivo in maniera importante. Se noi andiamo a vedere tra l'altro quello che sta succedendo in Brasile, infatti in questi giorni leggevo proprio in questi giorni che arrivano ad avere 4.000 decessi al giorno e non hanno neanche i sedativi, per le persone che vengono intubate. Io penso che sia una tortura, perché già è una situazione difficile quella che ti manca l'aria. Pensare di essere anche intubati senza essere sedati, io penso sia una tortura quella che stanno vivendo in questo momento. E lì abbiamo un premier, Bolsonaro, che lascia tutto aperto, che ha paragonato il Covid ad un'influenza, però i risultati sono tragici. E poi ci siamo avvicinati a un altro ambito di cui adesso lei si occupa, che è quello della sanità. Campagna vaccini, abbiamo avuto proprio i giorni scorsi sedi deserte per i settantenni che non vogliono fare l'AstraZeneca, insomma un po' di situazioni particolari dovute a tutta una serie di informazioni che sono state veicolate, un po' di paura, poi riprendono, insomma, però non va tutto liscio come si pensava, no? Sì, l'elemento che condiziona la campagna vaccinale è la disponibilità dei vaccini. Che è il primo fatto, questo diventa l'elemento discriminante della campagna, perché poi noi abbiamo visto che a livello veneto, in base anche agli istituti di analisi di ricerca, a livello italiano tra le varie regioni, il Veneto è una delle regioni, se non la regione, che da un punto di vista proprio dell'organizzazione dei vaccini, con tutte le difficoltà che ci possono essere, perché è una campagna vaccinale che coinvolge milioni di persone, però sta funzionando. Il fatto è che sicuramente le informazioni che sono state date e come sono state date relativi ai vaccini, soprattutto per AstraZeneca, non ha assolutamente agevolato. Il messaggio deve essere un messaggio di sicurezza ai cittadini. Se si incomincia in qualche maniera ad insinuare qualche dubbio, come fa un cittadino ad andare sollevato a farsi un vaccino? Diventa difficile. Sta di fatto che comunque le persone stanno rispondendo. Io ho avuto l'opportunità anche come consigliere vaccinale di andare in alcuni centri vaccinali, in alcuni punti in giro per il territorio padovano, e io devo dire, mi è capitato a Piove di Sacco piuttosto che a Monselice. Io ho visto organizzazione, in alcune circostanze ci poteva essere un po' più di gente, perché magari io ho visto anche persone che arrivavano anche prima dell'appuntamento che avevano,
soprattutto le persone anziane, io le ho viste molto disposte a farsi vaccinare. Io non ho visto questa ritrosia, anzi la voglia di poter dire mi vaccino così magari riesco ad essere più libero, avere la possibilità di abbracciare e stare vicino alle persone. Il fatto è, ribadisco, che dipende poi dalla quantità di vaccini che ci sono, e ci sono stati dei momenti nei giorni passati dove si è dovuto interrompere proprio per la mancanza di vaccini disponibili. Assolutamente. Però adesso sembrerebbe, anche la Pfizer ha dato la disponibilità di garantire settimanalmente le quantità di dosi che erano previste, e questo è già un buon segnale. Assolutamente. Per quanto riguarda quegli anziani che si aspettano, anche over ottantenni che si sono trovati, abbiamo avuto diverse mail, vaccinati con l'AstraZeneca e devono fare la seconda dose, e molti hanno dei timori. Però allora, sicuramente degli approfondimenti devono essere fatti. Sulla Pfizer non ci hanno detto di presenza di elementi avversi, cioè di reazione, ma sicuramente in giro per il mondo milioni di persone vaccinate, anche con la Pfizer, magari qualche effetto quindi avverso c'è qualcosa c'è che stato. Non... Allora, su questo magari qualche riflessione anche in termini di guerra di case farmaceutiche, di vaccini, io me la porrei, perché poi l'AstraZeneca ha un costo che è inferiore rispetto a quello della Pfizer, quindi chissà se poi di fondo qualche lotta tra le case farmaceutiche. E qui pongo una questione, ecco, mi faccio una domanda. Al di là di questo, poi sappiamo i vaccini che possono produrre delle reazioni avverse, però di fatto, al di là di qualche caso più soprattutto pesante, i più anziani sono i più a rischio, per cui alla fin fine... Sì, però devo dire che io non ho sentito, e sto sentendo le persone anche nel mio comune, non ho sentito casi particolarmente così inquietanti di persone a cui è stato somministrato il vaccino che abbiano avuto chissà che reazioni. Sì, la febbre, magari hanno avuto dolori, hanno avuto mal di testa, però qualcuno che sia mancato a seguito della somministrazione del vaccino, perlomeno nella fascia anziana, io non ho sentito. Infatti nella fascia anziana i casi che si sono verificati tromboembolici sono quelli più giovani. Sono persone più giovani. Assolutamente. Questo è un aspetto importante, quindi da tranquillizzare soprattutto le persone più anziane che adesso vengono vaccinate con AstraZeneca, non sono proprio assolutamente quelle coinvolte in questi eventi avversi. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme, affrontiamo anche altre questioni sempre con Elisa Venturini. A tra poco.